Partita da due volti quella tra Montorio e Albignasego. La 10ª giornata di ritorno del campionato Celenza Veneto Girone A. L'incontro è diretto dal signor Pascali, coadiuvato dai signori Nashvar e Tosello. La gara inizia sotto il diluvio e in queste condizioni atmosferiche il Montorio trova subito la via del gol. Al secondo Zanetti crossa sul palo opposto. Moretti ripropone il cross al centro. Antolini schiaccia di testa, Bala respinge, ma ancora Antolini più lesto ribatte in rete. 1-0. L'Albignasego risponde su calcio piazzato con Enrique. Rabbar vola e devia in angolo. All'8° Giacomi lancia lungo per Zanetti. Spalla a spalla con Bida alla meglio. Finta e tiro preciso sul palo opposto e Bala è battuto. 2-0. Punizione di Cecco. Bida respinge. Lavagnoli si allarga sulla destra e crossa. Testa di Zocca e Bala smanaccia sulla linea di porta. Sul successivo corner Vesentini di testa mette al centro. Sulla respinta Lavagnoli porge a Nizzetto che tira. L'occasione sfuma. Poi d'azione di calcio d'angolo ci prova prima Lavagnoli e dopo Cailotto. Ancora la punizione l'Albignasego impegna Rabbar su tiro di Torregrossa. Ci prova ancora Enrique, la sua conclusione è alta. Da azione di contropiede l'Albignasego reclama il primo calcio di rigore, ma dal rallenti si vede Giacomi spostarsi e Torregrossa cadere. Albignasego in attacco, Masiero porta avanti la palla con un braccio e calcia al lato. Vesentini raccoglie la palla, si libera e calcia, Mbida respinge. Ancora un reclamo per un calcio di rigore, ma Enrique e Zocca vanno in contrasto spalla a spalla. Corner per il Montorio. Zocca riesce a colpire di testa ma la palla è al lato. Terzo rigore reclamato dall'Albignasego, ma anche in questo caso il signor Pascali, molto vicino all'azione, vede bene la dinamica. Al 26° tempestiva uscita di Rabbar che di spalla interrompe l'azione di Torregrossa. Da calcio d'angolo la palla viene respinta fuori area. La corrente Paganini tira e Giacomi devia con il piede. Dal successivo calcio d'angolo la sfera viene rimessa in aria e Torregrossa di testa sfiora il palo. Il meteo cambia decisamente il suo disegno e su Montorio splende il sole. Enrique batte una punizione dal limite e Rabbar smanaccia in angolo. Al 47° l'Albignasego accorcia. Dal corner Rabbar respinge. Paganini rimette in area. Ricco ha l'occasione di stoppare di petto e infilare l'angolino opposto. 2-1. Si va avanti con il recupero. Dal lancio lungo di Bala, la palla giunge a Gardin che tira. Rabbar si oppone con un grande intervento. A tempo scaduto viene battuto il corner. Colpo di testa di Salvatore, la palla finisce in rete. 2-2. Finale convulso e parapiglia tra le panchine. Vedremo poi cosa il direttore Pascali avrà scritto sul suo referto. Ora passiamo all'intervista. Sicuramente commentare la partita di oggi è qualcosa di non agevole per lei, Presidente, visto il risultato che è venuto oltre il tempo regolamentare. Come vive questa partita? Faccio ancora fatica a pensare che non abbiamo vinto, quindi vuol dire che quello che è successo negli ultimi minuti è veramente incredibile ed è forse anche il bello del calcio da un certo punto di vista per chi lo gioca, perché sinceramente poi quando tocca a te che vincevi e ti tocca pareggiare in questa maniera, sostanzialmente poi subisci, succede delle volte, spero, ed è anche successo il contrario, quindi diciamo che sostanzialmente bisogna accettare il risultato del campo
concentrarsi su quello che si è sbagliato e cercare di non sbagliare più. È cominciata la partita sotto un diluvio che infatti ci ha costretto a fare le riprese non dal solito punto di osservazione. Il campo ha retto benissimo, significa che è stato anche questo, da questo punto di vista il Montorio ha gestito bene le proprie attività. Ma il nostro è un campo che storicamente quando piove sente poco questo problema, perché è un campo fatto alla vecchia maniera, ha una schiena d'asino importante e quindi questo aiuta, insomma, a smaltire l'acqua, insomma. E poi però il secondo tempo non è più piovuto e questo ha agevolato, anche se poi i giocatori alla fine erano stremati, soprattutto i nostri che nel primo tempo avevano fatto una grande gara. In effetti il primo tempo sotto la pioggia vi ha visto avere il dominio del gioco, essere passati in vantaggio subito, forse potremmo dire addirittura troppo presto, ha fatto sì insomma che nel secondo tempo l'Albignasico prendesse coraggio e quando si è acceso il sole si è accesa anche la loro speranza e hanno attaccato a testa bassa e sono riusciti, ci preme sottolinearlo, anche fuori dell'orario regolamentare. Ma diciamo che poi quando si non vince in questa maniera, poi magari si recrimina un po' in maniera eccessiva. Oggi già 4 minuti di recupero, era il 49esimo e 40, calcio d'angolo per loro, avevamo fatto 4 minuti di recupero, 30 secondi per un cambio, abbiamo fatto un cambio. Calcio d'angolo al 49esimo e 40, l'arbitro dovrebbe aver fischiato la fine perché il tempo era scaduto al momento del calcio d'angolo, ha fatto tirare il calcio d'angolo e è venuto fuori il gol, poi è venuto fuori anche un po' di confusione alla fine e questo mi dispiace sempre che anche in campo abbiano litigato, però insomma poi quando ti vedi sfuggire un risultato così succede sempre un po' qualche problema, ecco. Insomma, è successo il contrario di ciò che è accaduto in un campionato estero, dove l'arbitro ha fischiato mentre la palla stava per entrare in gol, qua invece l'arbitro ha concesso di battere e di far segnare. No, è un po' strana, c'è un po' questa decisione così, perché in realtà comunque l'arbitro sinceramente fino a 10 minuti dalla fine poi aveva anche fatto una buona gara, secondo me. Lasciando correre giustamente molto su un campo così era anche giusto perché sennò veniva continuamente spezzettato il gioco, però insomma questa cosa poi ci è costata la vittoria e secondo me è anche un po' grave, ecco. Però insomma farà diciamo tesoro di questi errori anche il direttore perché è giovane e ha bisogno di sbagliare anche lui. Assolutamente, anche i giovani si sono difesi bene oggi in campo, sostituendo i giocatori che purtroppo erano infortunati. Mi preme sottolineare anche la prestazione di Cailotto, che è stata un'occasione importante per giocare in un ruolo che non è suo, quindi la sua duttilità ha aiutato la squadra. Ormai sono 3 o 4 settimane che abbiamo emergenze, stiamo maturando diciamo squalifiche che prima o dopo dovevano accadere e stiamo anche subendo qualche infortunio. Ci sta anche gli altri, credo che siano messi nelle stesse condizioni, quindi insomma è anche naturale che poi giocatori esperti come Cailotto gli si possa chiedere di giocare in ruolo non suo, che peraltro Tommaso è un grandissimo professionista e è riuscito a fare un'ottima gara anche in quel ruolo. D'accordo Presidente, la ringrazio, le porto i saluti di Biagio e Giulietta e le auguro sempre 100% Montorio. 100% Montorio, grazie. Risultato finale: Montorio 2, Albignasico 2.